Bentrovati cari amici amanti della cultura, bentrovati in questa vostra emittente che svolge servizio di informazione al territorio. Il nostro più sentito ringraziamento va al trio Opera da Camera di Venezia, ovvero i fratelli Lorenzo e Mario Parravicini, due straordinari musicisti, rispettivamente violoncello e clavicembalo, e ad un almeno altrettanto stratosferico Pierluigi Maestri al flauto, che ci hanno regalato questo straordinario concerto. Sentirete che meraviglia. Una rapida scorsa al programma. Di Antonio Vivaldi, la sonata in re maggiore per flauto e basso continuo, nei tempi preludio largo, siciliana, adagio, sarabanda andante, allegro. Di Anna Bonn, la sonata in fa maggiore per flauto e basso continuo, nei tempi largo, allegro e allegro. Seguirà di Benedetto Marcello la sonata in fa maggiore per flauto e basso continuo, nei tempi adagio, minuet allegro, gavotta allegro, largo, ciaccona allegro. Sentirete che brano. Di Johann Sebastian Bach, la sonata in do maggiore per flauto e basso continuo, nei tempi andante, presto, allegro, adagio, minuet primo e secondo. E di Domenico Scarlatti la sonata in sol maggiore per flauto e basso continuo, nei tempi grave, allegro, grave e allegro. Ascoltatevi questo concerto perché è davvero qualcosa di straordinario. Buon ascolto.
Avevo annunciato un concerto strepitoso e credo proprio di non essermi sbagliato. Il nostro più sentito ringraziamento all'Opera da Camera di Venezia, il trio composto dai due fratelli Lorenzo e Mario Parravicini, rispettivamente violoncello e clavicembalo, basso continuo, che assieme a Pierluigi Maestri, flautista, ci hanno lietato con un programma favoloso. Non so come altro definire, qualcosa di emozionante. Grazie e alla prossima.